Scatman's World. Siamo su Civilization 5. Allora raga, abbiamo preso Dublino e adesso dobbiamo conquistare Edimburgo. Allora, quanto manca per la polvere da sparo? 4 turni, ok, molto bene. Insomma, fare veloci ragazzi, perché il Portogallo sta volando con Maria e il nostro comandone, il nostro Enrico Dandolo, deve dominare. Allora, vediamo un po' di fare il più velocemente possibile dei fucilieri, perché sono fondamentali ragazzi, sono proprio fondamentali. Ok. No, rifiuta. E non rompere i maroni. Ah, quindi forse hanno un'altra città oltre a Edimburgo e Dublino. Hanno anche Cardiff. Ok. Ci sono austriaci maledetti. Ma l'Austria sembra forte, anche se è terzultima. Pedrone è ultimo ragazzi, Pedrone è proprio messo male. Ok, è arrivata anche Notre Dame e godo alla grandissima. Allora qua possiamo fare 3 cose. perfetto. Qua ci spariamo college nazionale. Vai. Ok. E tra un turno c'è la polvere da sparo ragazzi. E si gode. E si gode. Dai, oh, molto bene. Epoca rinascimentale. Ecco, razionalismo, perché ho bisogno assolutamente di scienza. Qua ci spariamo. Vai di meccanica. Mando cazzo. Sono su di là allora. Ok, vabbè. Adesso acquista. Quanto costa? Dato con moschetto 400. Uno me lo pappo già. Ok. Possiamo cominciare, però devo fare assolutamente dei fucilieri in velocità per conquistare Dublino. Ok, questo lo piazziamo qua. Questo lo piazziamo di qua. Questo lo portiamo di qua. Ok. Il problema è che devo fare qua. Vabbè, tra 3 turni che do maroni. Sarà dura sta campagna ragazzi, molto molto dura. Perché purtroppo non mi aspettavo un Portogallo così forte. Cioè, un Portogallo che domina veramente. Noi siamo secondi, ma indietro di 100 punti. Non sono pochi, ragazzi. Ma che cazzo fai, zoccolone? Tanto il Brasile è ormai finito. Ho perso la capitale. Ah, non posso, ok. Dai, 20 di felicità va bene. Dai, devo velocizzarmi con la scienza, dai vecchio, dai. Metà dell'ora iniziata, bella notizia. Produzione. Vai di soldato con moschetto 2 turni. Ecco, queste sono le belle notizie della vita. Ah, qua ho sviluppato nuove caselle, anche una qua di agrumi. Buono. E una qua, perfetto. Ma non possiamo ancora fare niente? Un cazzus, un cazzus. Buono. Devo fare veloce, però dai che vuol dire che è messo male però. Ok. Vai di unità. E ce le portiamo 8 turni, mamma mia. Che 2 maroni. Vai un altro.
Ricerca. Perfetto. Quanto tempo sto perdendo di qua però. Teresona indietro, dai, almeno Teresona indietro rispetto al Comendone. Siamo secondi tranquilli per il momento, però non basta, voglio vincere, cavolo, con Venezia, con il grande Enricone Dandolo. Cardiff. Ok. Mi sono preso anche Cardiff. Molto bene. Ah, di qua sono, ok. Cardiff ridotta alla fame, sono felice. Quindi ho il tempo di arrivare tranquillamente. Molto bene. Ok. Buono, buono, dai, possiamo assolutamente portare a casa la vittoria, perché Boudica ormai è veramente disperata, cioè mi ha offerto addirittura una città. Cioè, veramente cose incredibili. Produzione. Vai un altro. Devo distruggere Boudica, porca miseria. È l'obiettivo principale adesso. E ci siamo avvicinati un po' a Maria, abbiamo una settantina di punti di distacco. Ci siamo allontanati da Maria Teresa, buono. Molto molto bene. Sono un po' impegnata Maria, mamma mia, oh. Sta veramente dominando. Che bavosi sti portoghesi, maledetti. Ok. Dai che stanno arrivando fucilieri, dai che arrivano fucilieri. Adesso 10 turni dove non posso attaccare la boutique, dopo però vado di brutto. Quindi sono tutti quanti di qua a nord. Sono il più a sud praticamente, dai, ho capito. Ok. Vai. E vai. Ruba tecnologia. Bussola. Niente, ancora un cazzo. Non comprendo sinceramente. Aspetta un attimo. No, posso fare un cazzo, boh. Ok. No. Ecco, portiamola a Firenze. Vediamo se cambia qualcosa. Ok. Dai, ci stiamo avvicinando di brutto. Dai, cazzo, che possiamo vincere. Però mancano ancora 200 e passaturni. Quindi, insomma, possiamo stare abbastanza tranquilli, sinceramente. Cappella Sistina. C'è niente da fare. Vuole fare la vittoria culturale il Portugal. Portugal. Ok. Oh, e godo. Allora, vai con Lisbona. Sì. Perfetto. 413, madonna del signoro. Che forti chise. Sono troppo forti. Dai, vecchio, dai. Prepariamoci la battaglia contro i danesoni. Boudica, sì, danesoni. Che cazzo so io dire contro Boudica? Mamma mia, ragazzi, scusate, è un momento un po' delicato questo caldo. Faccio una fatica immensa. Dai, tipografia un turno, buono. Il dovere di un giorno. Molto bene. Riposo. Ricerca. E andiamo qua. Ha bisogno anche della rigatura delle canne. Vai. Allora, lui è arrivato. Perfetto, no, ancora no. Dai che siamo vicini.
Dai che spacchiamo il culo a tutti adesso. Dai ragazzi. È che purtroppo non posso io creare, fondare nuove città. Questo è un po' un problema. Chiaramente è un po' un limite con Venezia, però avrei tanto bisogno della torre di Pisa. Speriamo che mi dà un grande personaggio a mia scelta. Ok. A posto. Riposo. E adesso andiamo contro i danesi. Aspetta un attimo. Maria Teresa. Commercio. Scott. Diritto di passaggio. Ja, Cavalli. Va bene. Madonna che puttana che sei. Però affanculen. Grazie. Ok. Devo trovare città-stato io comunque. Non so cosa fare, se la può attaccare il Portogallo o no. Mamma mia, veramente dura. Però loro sono stati la vittoria culturale, quindi non hanno tanto esercito, sono sicuro di questo. Cioè, non possono avere anche esercito perché non hanno proprio le possibilità. Vai, questo lo piazziamo qua dietro. Dai che ci siamo. No, siamo messi bene anche, il problema è che il Portogallo sta volando in una maniera indescrivibile, cioè ha fatto tutte le grandi meraviglie culturali, tutte le hanno fatte. Quindi loro tenteranno sicuramente la vittoria. Quella scientifica non penso sinceramente, però saranno messi bene anche là secondo me. Ok, qua ne arriva un'altra. Ancora non posso. 10 turni devo aspettare ragazzi. Però manca poco ormai. Ok, arriva anche questo. E che fatalità, il Portogallo ha anche la grande muraglia, quindi faccio anche proprio fatica. È veramente una sfiga indescrivibile. Che nera però, mamma mia. Trattato di pace terminato. E ora so cazzi vostri. Vai. Ti Vedia. Vai. Perché vai di là, coglione? Perché vai di là? Ma perché vai di là? Questa non l'ho proprio capita, eh? Dio mio. Questo è di qua. Adotta una politica. Molto bene. Adesso vediamo. Edimburgo ha 28 in difesa, eccolo qua. È già in difesa, molto bene. Dai ragazzi, portiamo a casa la capitale, dai. Mamma mia, andiamo di qua, dai. Manco non rompe i coglioni. No, di là, porca miseria, queste robe non le sopporto. Non le sopporto. Vai. Unità attende ordini, buono. E qua ne è arrivata un'altra. Perfetto. Eccoli qua, cominciano a spaccare le balle. Oh, Itaca. Madonna. Cazzo. Mica già le fa. Bene. Molto bene. Porca miseria. Perché devono rompere così i maroni? Madonna. Fate schifo. Siete delle pippe, dai. Ok, anche questo arriva. Dai fioi. Base commerciale, ok. No, non mi morire, dai, non mi morire, ti prego. Bella. Va bene, dai, va bene, va bene. È nato un grande personaggio, ma non ne frega niente a me del grande generale. Dai, cavoli. Dai, sono finiti anche loro.
veloci. Promozione unità. Ottimo. Vai. Questo lo mettiamo di qua. Questo di qua. Questo di qua. Questo di qua. Questo qua. No, non me ne faccio niente. Ruba tecnologia, educazione, perfetto. Mi arriva anche lui. Non li sopportavo più grandi generali, cioè non... Sono solo un'unità del cazzo, secondo me. Occio, questo se ne va. Oh, no, forse no, dai, dai. Oh, perché culo. Dai, voglio però la promozione, ti prego. Dai un po' di bava come indiana, dai un po' di bava come indiana. Congresso mondiale, va bene. Oh, Te Roma. saluto. Te saluto anch'io, amore. Vai, pam. Vai. E vai. Questo lo piazziamo di qua. E questo qua. Questo ormai è andato. Teniamolo là così, buono buono. Fa una proposta per proporre. Oddio. Le scienze. Oddio, cosa devo fare qua? Tecnologia che è scoperta in un'altra città. Fiera mondiale. Siti di interesse culturale. Beni culturali regione. Finanziamento delle arti no. Ok, facciamo questo così si incazzano gli altri. Vaffanculo, così voglio per avere i grandi scienziati più velocemente. Molto bene. Ecco, questo è morto, è ufficiale. Non rompere le palle, brasiliano di merda. Madonna, che pesanti. Dobbiamo prendere Edimburgo assolutamente. Buono. Dai, non rompere il cacchius. Ok. Vai. Portiamo anche questo. Buono. E a posto. Vai che Edimburgo ormai è andata. Però tengono duro, Eccole va che ci rompono ancora i maroni. Un'altra unità è andata. In realtà non siamo messi benissimo, ragazzi. Proprio per niente. È dura, ragazzi. E Maria Teresa ha costruito un'altra roba. Torre di Pisa, molto bene. Soldato con moschetto, compriamolo perché non ci sono alternative. Porca mignottona, grande personaggio. No, aspetta un attimo. Allora, grande personaggio. Oddio, posso fare un'altra cosa prima? Grazie. Allora, qua andiamo. Sistema bancario. Facciamo sempre l'ingegnere a questo punto. Firenze, Venice, vai di produzione. Li freghiamo questo. Se no veramente volano. Buono. Vai. Cazzo, non siamo per niente messi bene. Madonna, è ufficiale. Stiamo rischiando tantissimo. Dio mio. Rifiuta. Bella, ha beccato quello, grande, grande. Grandissimo, hai beccato quelli più scarsi. Però me li ha buttati giù. Dio, Christiansen, benedetto. No, sul Portogallo mi rompe le balle. E se mi rompe le palle il Portogallo, so cazzi, Vai.
Facciamo un capolavoro. Non si può dare la colpa Sto allo registrando. specchio se la faccia è storta. Ragionamos. Produzione. Ok. Perfetto. Buona notizia questa. Edimburgo resiste però. Oh dai. Secondo me ce la possiamo fare per miracolo però, eh. Vai di miracolo come andiamo, ti prego. Guarda sta stronza di nave che deve rompere le scatole. Che pesanti che sono. Mi devo liberare assolutamente di sta budicca qua. Ok. Cose luccicanti. Buono. Dai che Edimburgo è andata. Dai che Edimburgo è andata. Calma. Vai, ti prego, buttiamola giù. Buttiamola giù. E... Ciao budicca. Ciao tesoro. Oh, e se n'è andata. Ciao bella. La rossa se n'è andata. La rossa se n'è andata e non ritorna più. Ok, budicca è finita. E adesso vediamo se il Portogallo ha voglia di rompere le balotte. Sono proprio curioso. Vediamo se hanno già i fucilieri. Io sono convinto di no. Tanto siamo primi adesso, ragazzi. Siamo primi per 20 punti circa. Buono. È stato veramente un colpaccio pesantissimo. Madonna, ma perché mi dovete rompere le balle, ragazzi? Cioè, per cortesia. Vai. Vai di base. E vai di base. Voglio soldi. Ho bisogno di money. Ok. E adesso andiamo dai nostri amici del Portugal e vediamo se hanno voglia di dichiarare guerra a Venezia. Sono proprio curioso. Che pesanti, Chise, madonna. Tutti che vogliono fare guerra contro di me. Dai, con i spadaccini, con gli arcieri. Sono proprio balestiere. Balestiere, ragazzi. Allora, sono terrorizzato, guarda. Dobbiamo rompere un po' i maroni ai portoghesi. Sì, comunque 875 a 862 è bellissima sta partita, ragazzi, è veramente bellissima. Ich sehe, ihr Sì, bewundert mein... madonna, vecchiaccia. Intanto comunque attenzione che Vienna ha un fuciliere, intanto. Attenzione. Ok. Buono ragazzi, secondo me è meglio che chiudiamo qua il video e che riprendiamo con calma, visto che sono un po' di fretta che devo andare via la prossima volta. Così ci possiamo concentrare bene sul Portogallo, perché è vero che Oporto non è un problema, però se hanno tanto esercito qua, io qua sono completamente scoperto. Quindi dobbiamo pensare bene alla tattica per il Portogallo. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!